Probabilmente una partita del genere l'avremmo persa, oggi l'abbiamo pareggiata, avremmo voluto vincere, questo è scontato, però non sempre si riesce a fare quello che si vuole, comunque è un punto che muove la classifica e che bisogna tenersi stretto perché oggi la Nocerina c'è un difficoltà. Senti, nel primo tempo l'attacco del Padova è sembrato un po' così, poi col passaggio al 4-3-3 siete andati un po' meglio. Personalmente per te come è andata? Come ti sei trovato meglio? Bueno, è uguale, la partita va a momenti, non per essere una scusante, ma il primo tempo da sinistra verso destra veramente c'era pochissima visibilità perché c'era proprio il sole che picchiava negli occhi e che dava fastidio, però questa non vuole assolutamente essere una scusante. Io credo che insomma, la squadra cerca di dare sempre il massimo e poi è importante che si cerchi di adattare nei vari moduli che l'allenatore ci chiede di fare.